Si è conclusa sabato sera la terza edizione del premio Carchinos organizzato dall'Associazione Culturale Antiche Tradizioni Popolari. Ecco le testimonianze di alcuni dei premiati e del patron del premio, Carmelo Cantone. Grande emozione, quest'anno siamo andati veramente a un altissimo livello, anche gli altri anni, ma quest'anno abbiamo voluto aggiungere questa giuria di qualità che ci ha dato quel tocco in più, quel tocco di trasparenza e di onestà che fa crescere sempre di più il premio. Che dire, felicità, grande emozione e grazie soprattutto ai media come il vostro che ci hanno dato una grossa mano d'aiuto. Un premio importante per un impegno altrettanto importante, una professionalità straordinaria la sua. Ma certamente un premio è uno stimolo a continuare a lavorare sempre meglio e nell'interesse solo di chi è veramente l'unico padrone di noi medici, cioè i pazienti e i malati che hanno solo bisogno di noi e che noi dobbiamo trattare con orgoglio e con onore. Nino Bellomo, ancora un premio, una carriera straordinaria. E questa sera è particolare questo premio, perché a questa età avere un premio così sentito, così dato con convinzione e poi con quell'applauso del pubblico che mi ha veramente commosso e indubbiamente dice che io qualcosa nel campo dell'arte ho potuto darlo per la nostra Agrigento, che per noi resta sempre nel cuore profondamente. Francesco Pire, il premio Carchinos per la comunicazione e anche per i contenuti innovativi che lancia a platee vastissime. Sì, sono felicissimo, contentissimo e onoratissimo. Penso che devo ringraziare il Presidente Cantone, tutti i giurati che mi hanno votato, ma soprattutto devo ringraziare la città che mi ha riconosciuto il merito di aver portato fuori dalle mura della gloriosa Agrigento delle battaglie che dobbiamo però continuare insieme, quindi sono convinto che questo premio è uno stimolo a fare di più, a lavorare sempre con passione e con amore e soprattutto a continuare a garantire una forte presenza sul territorio. Questo è un pezzo di cuore che mi viene restituito, diciamo che partire da qui esattamente 10 anni fa, poi subito dopo le vacanze di Natale io poi mi sono trasferito per iniziare la mia prima esperienza più importante che è stata quella di X Factor e quindi in qualche modo si chiude un cerchio e penso che tornare qui sia il modo migliore per festeggiare e per ringraziare la mia città e tutte le persone che mi hanno sostenuto in questi anni, non solo gli amici ma anche tutte quelle persone che magari anche così con un saluto per strada, un sorriso, un messaggio tramite i social mi hanno sempre sostenuto e supportato. Un premio della tua città, Sergio Creminisi, una bellissima carriera anche quella tua. E anche una carriera che nasce dedicandosi ai più piccoli, cioè hai raccontato un bellissimo episodio. Sì, esatto, è il disegno, quello che io faccio, non è solo la parte diciamo ludica dell'arte, non sfrutto solo la parte ludica ma anche la parte che può servire ad aiutare con un sorriso, ne parlavo anche prima, anche una piccola caricatura, un disegno, far nascere un sorriso e dare quei 5-10 minuti di leggerezza, ecco, io ho un dono e lo voglio condividere con chi è meno fortunato e ai miei alunni insegno sempre che è meglio stare seduti un'ora a disegnare che stare un'ora col telefonino. Io devo ringraziare gli organizzatori di questa bellissima manifestazione perché non mi aspettavo di conoscere queste eccellenze agrigentine, quindi mi inchino veramente all'esperienza di queste persone che hanno ricevuto il premio. Poi ovviamente mi fa onore ricevere il premio speciale e naturalmente penso sempre di finire questa traiettoria di medico volontario che mi ha visto al servizio di circa 30-35 paesi per circa 40 anni e dato che io sono originario di Agrigento fare una traiettoria boomerang e ritornare nella mia terra per dare un servizio gratuito alla popolazione agrigentina, ma non solo come Agrigento ma anche le città vicine come Sciacca, Licata, Canicattì sono disponibili a chiunque voglia contattarmi.
da novembre del 2019, quando io andrò in pensione. Intanto già vengo regolarmente da quest'anno, da gennaio di quest'anno, un sabato al mese e presto servizio volontario presso l'associazione di volontariato, si chiamano proprio Volontari di Strada, che ha una grande esperienza di solidarietà.